Allora, nella seconda parte della trasmissione ci occupiamo di politica, ci occupiamo del PD, lo facciamo con Giuseppe Mazzuca, già consigliere comunale di Cosenza, che ha avuto un ruolo, come dire, centrale, no? Nel passaggio dell'intera componente che si richiama alle posizioni di Carlo Guccione come dire, con il ministro Orlando che è capofila di quest'area, possiamo dire, critica che c'è all'interno del PD? Possiamo dirla così? Costruttiva, buonasera a tutti. Costruttiva? Costruttiva, cioè Dems è un'area importante all'interno del PD che secondo me con giusta ragione e con consapevolezza dice le cose come stanno, cioè che al momento la situazione del Partito Democratico non va bene, non siamo il scendiletto di Renzi, non gli diciamo per forza sì, e quando sbaglia, e ultimamente sta sbagliando spesso, glielo ricordiamo. Venerdì è prevista la visita in Calabria del ministro Orlando. Lunedì Scusa, 20. perché ho detto venerdì? Lunedì. Lunedì 20 Andrea Orlando è in Calabria. Ma verrà qui per lanciare dei messaggi, secondo me, chiari in vista anche delle elezioni, no? Legate anche alla composizione delle liste. Sì, sicuramente. Della visibilità. È chiaro che Dems è una componente importante del PD e vorrà svolgere un ruolo da protagonista nelle prossime competizioni Traduciamo elettorali. candidature, insomma. Candidature, sicuramente. Ci proponiamo perché comunque giriamo i territori, siamo presenti, abbiamo un seguito importante, lo abbiamo dimostrato nell'ultimo congresso che in 20 giorni siamo riusciti a recuperare il 28% in Calabria. Poi ha fatto un passo indietro da candidato. Ma io parlavo del congresso nazionale. Del congresso, no, io parlavo anche del congresso provinciale. Mi ero candidato, poi ho avuto un'interlocuzione. Sì, ho avuto un'interlocuzione con il segretario regionale, il segretario provinciale, altri componenti della segreteria romana, i parlamentari, abbiamo deciso responsabilmente di avviare un percorso unitario che al momento non ha portato da nessuna parte perché ricordiamo nell'ultima assemblea, quella che doveva sancire la nascita degli organismi del congresso appena celebrato, è stata un'assemblea priva di contenuti, si è solamente votato un documento a sostegno della posizione del Presidente Oliverio su questa situazione della sanità e si è finiti per un nulla di fatto. Quindi ancora stiamo aspettando sia Guglielmelli che Magorno che si facciano vivi per capire quali sono le loro intenzioni. Noi abbiamo pazienza. Quindi. Voi posizionerete Carlo Guccione come candidato, no? Secondo me sì, noi proponiamo Carlo che ha tutte le carte in regola per candidarsi e oltretutto non abbiamo problemi se nel proporzionale, nel maggioritario ci candidiamo e chiediamo i voti perché penso che abbiamo le carte in regola per poterli chiedere. E chi gli dovrà fare posto? Non lo so, non ci interessa chi dovrà fare posto, noi ci proponiamo per una candidatura. E se dovesse ricevere un no dal PD? Non penso che il PD ci neghi No? la candidatura, no, assolutamente no, è legittimo. Ma Orlando quindi verrà qui per dire che cosa? Orlando verrà qui per stabilire ancora di più la linea e la forza di Dems e saremo noi chiaramente a dire ad Andrea Orlando che vogliamo proporci in questo momento perché siamo una parte importante del Partito Democratico, nei territori siamo stimati, la gente ci segue e però siete, come dire, l'ala più critica, per esempio per quanto riguarda il governo regionale, fate un po' le veci della minoranza, dell'opposizione. Ho capito, ma se le cose non vanno bene non penso che sia un danno dire sempre sì. Ma stare sotto lo stesso tetto e poi avere questo atteggiamento sempre di forte critica nei confronti dell'operato del governo regionale, insomma, Guardi, qualche imbarazzo non ve lo pone? No, ma non è questione di imbarazzo, io penso che tutto quello che noi ci
cercando di far recepire al Presidente Oliverio e di avere un cambio di passo. Noi assolutamente non vogliamo che Oliverio vada a casa o tifiamo per un'eventuale fine anticipata della legislatura regionale. Gli consigliamo e gli diciamo certe situazioni, gli diamo degli input su argomenti e su questioni che voi avete puntato, onestamente puntate non spesso bene. l'attenzione sulla sanità e non avete appoggiato il Guardi, la governatore sanità, quando il governatore dice io vado lì e mi incateno se non mi danno, se non smantellano l'ufficio del commissario, voi però questo non avete detto nulla. Lui dice altro, non che smantellano l'ufficio del commissario, perché noi abbiamo una proposta nostra, secondo il punto di vista DEMS, e quindi nostro non servono gesti plateali, quale incatenarsi a Palazzo Chigi. E cosa fare? Secondo me si deve andare a Roma dal governo, visto che lo governiamo pure noi, è un governo a guida PD, e dire che sono maturi i tempi per rinegoziare il piano di rientro. Cioè non si può fare un dualismo su chi deve essere il commissario. È sbagliato inanellare questo conflitto con il governo centrale, perché qualora non dovesse cedere al, chiamiamolo tra virgolette, al ricatto, Oliverio ne uscirebbe ancora più ridimensionato. Quindi un presidente che non viene considerato dal proprio partito. Ma il giorno 30 sapremo come andrà a finire. No? Sicuramente lo sapremo il giorno 30, però io già adesso prevedo quale sia la decisione del governo nazionale, cioè che fino ad oggi non è stato riconosciuta a Oliverio la possibilità di essere nominato commissario, non vedo perché lo si debba fare dopo un ricatto del genere. Sentite, voi avete come dire, più volte posto l'accento su quel cambio di passo che oggi ha rivendicato il sindacato, un cambio di passo, tant'è che in nome anche di questo approccio diverso avete siglato una Pax all'interno del partito, proprio in occasione del suo passo indietro alla candidatura alla segreteria provinciale. Ecco, l'avete sancito 20 giorni fa, un mese fa, è già saltato, è già andato... No, guardi, direttore, non è saltato niente, c'è stato solo un incendio di percorso perché come al solito non riescono a trovare la quadra tra di loro, perché noi abbiamo siglato un accordo politico, quindi quello che succede eventualmente nella parte maggioritaria del partito, quindi nell'ala renziana, diversamente renziana dell'ultima ora, perché là c'è un po' di situazioni che sono di difficile comprensione. Però, voglio dire, io, così come tutta la mia componente, ha fatto un passo indietro in virtù di una richiesta di responsabilità. Ci avviciniamo alle elezioni, dobbiamo avere un partito unito, dobbiamo in questo momento dare un segnale di consapevolezza che il PD non è più quello litigioso che è stato fino al mese scorso, dobbiamo rinsaldare questi rapporti. Ma la tregua è durata una settimana. Non è questione di tregua, le voglio dire questo, ci stavo arrivando. Se poi coloro i quali mi propongono un atto di responsabilità non sono conseguenziali, perché il segretario del Partito Democratico regionale, l'onorevole Magorno, a me chiede responsabilità. Poi che cosa fa? Inizia un conflitto col Partito Nazionale sulla nomina di Oliverio a commissario sulla sanità. Quindi questo non è una spaccatura all'interno del PD, non è una guerra tra il PD regionale e il PD nazionale, quindi non è che siamo noi che abbiamo fatto saltare la tregua, sono loro che non sanno dove andare. Però voi siete col partito regionale, insomma, no. Avete firmato questa No, noi abbiamo firmato un accordo politico sui congressi. L'accordo politico è venuto meno nel momento in cui Magorno e Guglielmelli, invece di celebrare il congresso e quindi all'assemblea sancire e proclamare l'elezione di Guglielmelli e nominare gli organismi, hanno trasformato quel congresso in un momento di aiuto, chiamiamolo tra virgolette, ad Oliverio per la battaglia col PD nazionale, e questa cosa a noi non ci sta bene.
Quindi non abbiamo sbagliato Ma noi. non vi sta bene perché la scelta, anzi il progetto di Oliverio non vi convince? O Non vi ci sta convincono questi braccio di ferro, non è questa la strada giusta per poter dare ai cittadini calabresi la dignità in materia sanitaria che meritano. Noi dobbiamo andare a Roma dal governo centrale e chiedere di rinegoziare il piano di rientro. Sono 7 anni ormai che siamo in piano di rientro. Non è togliendo scure e inserendo un altro nominativo che si risolvono i problemi, né tantomeno innescare queste polemiche sterili, mi incateno, non mi incateno. Non serve a nulla. Serve solamente chiarezza e competenza nelle materie sanitarie. Questa sembra una guerra di posizione perché il Presidente della Regione vuole la nomina di commissario della sanità e non va bene. Ma lei dice queste cose e mi fa capire che sostanzialmente sembrano due partiti diversi. Non sembrano due partiti diversi, guardi, noi abbiamo vinto le elezioni su questa motivazione, cioè noi abbiamo combattuto Scopelliti su queste motivazioni, cioè noi criticavamo Scopelliti perché Scopelliti era colui il quale è andato a Roma e ha chiesto di fare il commissario per la sanità a Berlusconi, all'epoca quando Berlusconi governava l'Italia. E Oliverio era al nostro fianco, condivideva questa posizione, tant'è che ci abbiamo fatto la campagna elettorale, tant'è che i cittadini calabresi ci hanno riconosciuto il 67% dei consensi. Cioè non siamo noi che abbiamo cambiato opinione, è Oliverio che è andato sotto un'altra strada. Per cui noi siamo rimasti coerenti con quella che era la nostra idea, cioè uscire dal piano di rientro, rinegoziare il piano di rientro e ritornare in Calabria con la gestione della sanità da parte della Regione. Ma c'era un motivo perché il PD da 2 anni a questa parte perde tutte le elezioni, no? E questo è Forse è anche un problema di mancata sintonia tra le varie anime al suo interno. Sicuramente c'è una cattiva gestione del partito e di conseguenza dell'ente regione, perché noi governiamo la regione da 3 anni e da quando governiamo la regione non abbiamo vinto un comune, tranne quello di Rossano che però sappiamo benissimo l'abbiamo vinto con un accordo con il centrodestra. Gli altri comuni capoluogo, Lamezia, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo, li abbiamo persi tutti. Senta, come la vede questa possibilità in un secondo tempo elettorale di un avvicinamento con Forza Italia? Ma penso che questa sia un'ipotesi remota. Abbiamo troppe idee diverse, troppe situazioni non convergenti che possano far prevedere un avvicinamento. Poi sarà il Presidente della Repubblica che, considerato l'esito delle elezioni... I numeri sono numeri però. I numeri sono quelli, ho capito, però al momento ci sono troppe posizioni diverse. Senta, lei come vede questa richiesta fatta da Renzi a Fassino di fare da mediatore in tutto l'arcipelago della sinistra? No, Fassino è la persona giusta perché è una persona equilibrata, di esperienza, però se Renzi non cambia atteggiamento Ma non è che tutto questo giochino fatto, che poi ha fatto nascere tutte queste neoformazioni, sia un tentativo per garantirsi un posticino al sole, no? Guardi, fino a un po' di tempo fa io mi ero convinto che Renzi volesse farsi il partito suo, cioè, proprio in virtù di quella cosa che lei quella ipotesi che lei ha prospettato alcuni minuti fa, perché dopo un risultato incerto, senza un vincitore, Renzi con un gruppo parlamentare importante poteva essere protagonista, però dopo le elezioni siciliane abbiamo visto che c'è realmente il rischio che il centrodestra vinca. Senta, fino a un po' di tempo fa mi pare che la componente Orlando avesse in un attimo accarezzato l'idea di costruirsi una formazione politica autonoma dal PD. No, noi abbiamo costruito l'associazione Demes, che è questa è un'associazione sì, che è all'interno del PD, però non abbiamo mai manifestato... Ma non è una posizione di comodo stare dentro il partito, non condivido il partito? Non abbiamo mai manifestato l'idea di voler uscire dal PD, perché altrimenti l'avremmo già fatto. Va bene, questo l'abbiamo escluso, però stare dentro il partito, però non lo condivido. No, noi vogliamo stare dentro il partito con le nostre idee. Però lo utilizzo il partito. Ma noi non lo utilizziamo, perché anzi siamo una componente importante che diamo un contributo sostanzioso al partito. Noi abbiamo permesso di celebrare un congresso nazionale, perché se non ci fosse stata la presenza di Andrea Orlando
era un congresso inutile, quindi noi ci stiamo con le nostre idee e nessuno può vietarci di essere schietti e chiari. Senta, dopo lunedì, con la venuta di Orlando, cambieranno un po' di cose? I rapporti col PD? Noi Creerete un vostro spazio? No, molto noi lo più... abbiamo già il nostro spazio, ce lo siamo già presi, non abbiamo bisogno che ce lo conceda nessuno. Chiaramente quando si tratta di fare un discorso, mi ripeto, di responsabilità non ci sottraiamo, però non è che il nostro spazio ce lo può dare Oliverio piuttosto che Magorno o chiunque altro, ce lo prendiamo da soli, ce lo prendiamo con i cittadini, con chi ci sostiene e con chi condivide le nostre idee. Ma i DEMS hanno una loro organizzazione, una struttura interna? Sì, abbiamo una struttura interna, c'è il coordinatore regionale, ci sono i nostri rappresentanti nelle assemblee nazionali, c'è Carlo che è un punto di riferimento alla regione, io che organizzo un po' il tutto, siamo presenti in tutte le 5 province, siamo presenti nelle aree importanti della regione. Abbiamo iniziato le adesioni, quindi siamo ben strutturati, lo sappiamo fare questo, fortunatamente la gente ci segue, partecipa e condivide le nostre idee. Quindi l'obiettivo è incassare un seggio in Parlamento? No, il nostro obiettivo è quello di partecipare alla competizione politica e come sempre ci abbiamo messo la faccia, io penso che abbiamo anche le carte in regola e la possibilità di schierare un ottimo giocatore che possa intercettare. Quindi avete puntato su Guccione? Diciamo. Sì. Io lo dico chiaro, Carlo è il nostro punto di riferimento. Quindi un solo seggio in Calabria? No, non lo so, poi vedremo, non so come andrà a vedere, anche perché se continua così non voglio essere pessimista, però non è che riusciamo a confermare il risultato del 2013. Noi abbiamo in Calabria il 2013 9 deputati uscenti, più 2 che sono transitati da altri partiti, Ferdinando Aiello e Sebastiano Barbandi, e 2 senatori, Marco Minniti e Doris Lomoro. Adesso Nico Stumbo, mi sembra, da Torre e Lomoro sono passati in MDP e comunque dovremmo riconfermare i 10 seggi che tra Camera e Senato mi sembra un'impresa impossibile, un'utopia. Però è chiaro che se noi nei collegi proponiamo persone che hanno la possibilità di intercettare le preferenze e soprattutto riescono a far votare coloro i quali in questo momento si astengono, e abbiamo più possibilità, altrimenti la vedo dura. È molto la dura. vedo dura. La ringrazio per essere stato con noi. Grazie a lei, direttore. Grazie a quanti ci hanno seguito, noi ci vediamo martedì. Arrivederci.